come ha guardato Genova il mondo con grande partecipazione, grande dolore. Così adesso guarderà Genova cercando di capire quanto la sua forza d'animo, la sua capacità, il suo ingegno, la determinazione riesce a guardare avanti al proprio futuro, della città, della sua gente. Questa attesa, con l'aiuto di tutti, innanzitutto del buon Dio, penso che sia un'attesa che ha dei frutti. Genova dà prova di sé, grazie ai suoi cittadini, alle istituzioni e alla sua fede. Dalle rovine del ponte sembra che la città si sia ricompattata, sia rinata. Certamente, è stata una sorpresa grande che da una tragedia come questa, con tante vittime, dolore, i familiari, gli sfollati, tanti che hanno perso le proprie attività, sia improvvisamente sprigionata una compattezza nuova, la voglia di stringersi gli uni agli altri non per rinchiudersi ma per guardare meglio in avanti.